Si è autoisolato insieme alla sua famiglia dopo un viaggio in Cina un ragazzino trevigiano di origini cinesi che spontaneamente ha scelto un periodo di quarantena prima di tornare in classe. A rendere pubblica sui social la storia in queste ore è Nicola Talmi della CGIL trevigiana. La famiglia è rientrata in Italia da una settimana, quindi prima del blocco aereo, e ha scelto di autoconfinarsi nonostante non provenisse dall'epicentro di Wuhan. E questo nelle ore in cui sono gli stessi genitori e nonni trevigiani fuori dalle scuole a dividersi sulla proposta dei governatori del nord la quarantena per i bambini che rientrano dalla Cina. Sarebbe meglio, se sono andati in Cina, sì, sarebbe meglio fare la quarantena, tenerli in quarantena questi bimbi. Chi è stato nelle aree diciamo a rischio negli ultimi giorni, ritengo che sia giusto che venga tenuto separato dagli altri bambini. Bisogna mettere i nostri bambini isolati ai bambini che rientrano dalla Cina, quindi per evitare questo virus. Sono favorevole perché ho visto tanta incertezza. Perciò essere prudenti mi sembra il minimo. Poi mettere in quarantena non saprei cosa dire. Quello che posso fare io, lavarsi le mani, le solite norme igieniche si fanno. Tra i genitori anche Michele Battaglia, medico di base di Villorba, duplice il suo punto di vista. L'idea che mi sono fatto è l'idea che si è fatta delle persone comuni, anche se sono un medico. Noi abbiamo avuto delle informazioni dall'ULSS su come agire in caso di pazienti sospetti, ma fino ad ora nel mio ambulatorio, come penso negli studi anche dei miei colleghi, non abbiamo ricevuto nessun paziente sospetto. Forse c'è troppo allarmismo. Per me il coronavirus non è un problema oggi, quindi a mia figlia dico di comportarsi come si comporta normalmente. Non credo che ci debbano essere grossi allarmismi qui in questo periodo, insomma, particolare. Certamente qui nel nostro territorio mi pare che tutto sommato la situazione sia sotto controllo e siamo anche, diciamo così, crediamo nelle istituzioni sanitarie che ci rassicurano.